Hola, son Vini e isto è Bótame la Pota. Benvenuto. Grazie mille per portarci a questo eccellente piatto siciliano di arancino. Prego. Andato al supermercato e ha speso 12,12 € per preparare che cosa? Gli arancini. Mozzarella Santa Lucia, E das boas, non scherzo la grande. E depois normalmente cando pedimos carne picada pásano polo disco por máis fiñeño, pero isto ten que ir por o grosso e 2 veces. Sì, 2 veces. Por exemplo, cebola, como sería cebola en italiano? Cipolla. Allo, como sería? Aglio. É dicir, casi igual. Casi. Caldo cambia un poquinho máis, sería brodo. Sì. Pero bueno, esto agradecemos a carnicería Deza da Bandera. Sì. Pues primo passo, Eliseo. Il brodo sta andando, men? Sì, sì. Mettiamo su il ragù, Ahora xa ten temperatura suficiente. Sí. Cando se nota o calor, digamos, na mao, pois xa está listo e... Poca. Bom. Basta. Basta. La cipolla la metto io. A cebola, que esta é unha cebola que picamos sin máis, non é a cebola que queimamos para botar no caldo. No. É unha cebola distinta. Sì. Ben. Facciamo imbiondire la cipolla. Damoslle temperatura forte. Il tempo di iniziare a farla tostare. Vedi primero forte, ora baixamos un poquinho e que se nos vaya tostando. Sal non lle pomos de momento. No. No. Moi ben, o caldo canto tempo terá que estar cocendo? Allora, essenzialmente ci vuole un'ora prima che un brodo di solito venga pronto, un brodo di carne. Ok. Escaldamos? Sì, sbianchimo. Ajá. Así pareceche ben? Moi ben. É dicir, a xente que me gusta con máis tomate, con máis carne, é dicir, non hai un estándar, digamos. No, nella cucina popolare io non credo che esiste lo standard. Sì, sì. Ognuno fa le cose come gli piace di più. É dicir, con esta carne aproximadamente para cantas persoas teríamos un prato de arancini? 8, 10. 8 o 10. Questo qua entra una parte fondamentale che è quella della pazienza. Sì, claro. Quindi l'arancino è un piatto tipico della cucina regionale siciliana, le sue origini sono arabe. La parola arancino vuol dire essenzialmente arancio. È un arancio. Quindi quello che sarà il prodotto finale sarà di questa forma qua. Podemos atopar as dúas presentacións. O Sì. ben redonda como laranxa, ou Sì, ben cónica, imitando as pirámides Sì. e a súa orixe árabe. Come andiamo qua? Pois bastante ben. Sì, bien, no? Home, ten boa pinta isto que estás facendo. Sì, no? Eu creo que sí. Bueno, a ver que... Sei que o noso cociñeiro di que o caldo xa está listo. Está listo. Si no está listo, no está listo, Para min está. Para ti está. Sí. Si está para ti, está para mí también. Bueno, pues nada, xa temos o caldo feito. Ok, la mozzarella è... Mi riferisco al fatto che la mozzarella in Italia non è un formaggio, Ok? Non se considera un queixo, digamos. No. Bueno, vemos máis ou menos a proporción que ten que levar, non? Son aproximadamente 700 gramos de carne, 300 de chícharos aproximadamente, dobre de peso. Cocida. Vedes que se desfaga facilmente co dedo.
Así ten que estar, non? Sì. Expliqueime ben? Sì, perfetto. Per fare una buona paella, la paella te la devi fare a casa tua, con la gente tua e con i prodotti tuoi. Lo stesso discorso è per fare una pietanza italiana, no? La pietanza italiana te la devi fare in Italia, con i prodotti italiani, con gli italiani. Che tipo di riso è questo qua? Un tipo di grau curto. Perfetto, qua abbiamo un riso spagnolo. Lo che mi dici? Esatto. Ecco, la cottura del riso per questo tipo di pietanza qua è molto simile a quella del risotto. Io devo sempre mantenere, no, girato il riso. Ora. Es decir, que solte el almidón y queda llegado después todo, ¿no? Esatto. Il condimento è pronto, la consistenza è questo, non deve essere liquido. ¿En qué música pensabas para...? Red Hot Chili Peppers, tutta la vita. No, Can't Stop. È che io ho bisogno di ottenere questo il più asciutto possibile, cotto, non al dente, deve essere cotto. È il più asciutto possibile, secco e bravo. Sì, esatto. Alfonso vai nos dar agora algúns consellos de como debe entregar su coitelo para cortar sen perigo. To be part of the wave, can't stop, ever wonder if it's all for you. The world I love, the trains I hop, to be part of the wave, can't stop. Come and tell me when it's time to. Sweetheart is bleeding in the snow cone, so smart she's leading me to ozone. Music, the great communicator, used two sticks to make it in the nature. Penetration, the gender of a generation, the birth of every other nation. Look your way to go to meditation. This chapter's gonna be a close one. Smoke rings, I know you're gonna blow one. All on a spaceship persevering. Use my hands for everything but steering. Can't stop the spirits when they need you. Mob tops are happy when they feed you. J butterfly is in the treetop. Birds that blow the meaning in the meatball. Che tal dopo scriviamo gallego? Io fallo gallego. No, scherzo. No, bene. Ci sono molte cose in comune tra la lingua italiana e la lingua gallega. Sì, è una questione di fare l'orecchio, studiare un po', non avere vergogna. Win or lose, just like you. Far more shocking than anything I ever. Che gli dirías a xente que opina que o galego é un obstáculo para vir para aquí? Provare per credere. Reasons why I need somebody new, just like you. Far more shocking than anything I ever knew. Right on cue.